Il 1° maggio, nella chiesa della Madonna delle Grazie a Sora, si è tenuta la celebrazione di apertura del mese mariano. A causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, la Santa Messa si è svolta nel santuario vuoto, come ha evidenziato Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Gerardo Antonazzo, in apertura della celebrazione officiata con il parroco di Santa Restituta, Don Mario Santoro. Quest'anno, proprio a causa dell'emergenza in atto, il mese dedicato alla Madonna delle Grazie nella chiesa ai piedi del Monte San Casto, che vedeva moltissimi fedeli recarsi di buon mattino, passando nel centro storico della città e salendo i 409 scalini, giungere in cima al monte per partecipare al rosario e alla Santa Messa non si terrà. I tanti devoti al santuario hanno potuto seguire la celebrazione di apertura del mese mariano sulla pagina della parrocchia di Santa Restituta ed in televisione sui canali della ITR Radio TV. Nel territorio sorano il culto della Madonna delle Grazie è molto sentito e tenuto sempre vivo grazie all'opera del Comitato Pia Unione Madonna delle Grazie, sempre presente ed attivo. Anche con l'emergenza Covid-19, per tutto il mese di maggio, la Santa Messa verrà celebrata nella chiesa di Santa Restituta e trasmessa sulla pagina della parrocchia e sui media locali. Durante l'omelia, il vescovo della diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, Gerardo Antonazzo, ha voluto richiamare tutti i fedeli a vivere questo mese mariano ancora più in unità all'interno della famiglia. Invito me e tutti coloro che ci ascoltano, tutti coloro che sono veramente devoti di Maria, a compiere simbolicamente, spiritualmente, una forma di voto, cioè di dire: noi ci affidiamo al Signore attraverso il tuo cuore materno, Vergine Madre, e ci impegniamo. Ecco, il voto è un impegno e poi un dovere da compiere, cioè mantenere fede all'impegno preso. Ci impegniamo a vivere intensamente questo mese perché tu ci liberi da questo pericolo così grave, così insidioso, promettendo che da te consolati, da te protetti, custoditi, possiamo e vogliamo ancor più conservare la memoria affettuosa della tua presenza nella nostra vita ogni giorno e così prendere magari l'impegno al termine di questo mese di maggio di poter sempre osservare ogni giorno un minimo ricordo rivolto alla Vergine Maria. Questo non è come un obbligo, ma è come un dovere di gratitudine, perché se impegniamo la Vergine Maria a nostro favore chiedendole il massimo della sua protezione in questo momento difficile, è bello per noi poter dire grazie. E lo diciamo come impegno, potendola ricordare ogni giorno nella nostra giornata, nella nostra vita. In questo periodo troviamo le famiglie molto più unite, anche molto più pronte a pregare. Sì, nella fragilità siamo un po' più pronti a pregare. È chiaro che nel rischio, nella paura, nelle difficoltà, il nostro cuore ha bisogno di affidarsi a qualcuno, quindi è normale che sia così. Però è importante poi non dimenticare dopo, una volta superato il pericolo, la gioia di poter dire continuamente grazie e poter ricorrere altre volte quando abbiamo bisogno, ma ne abbiamo sempre bisogno per tante ragioni, a colei che non disattende certamente le nostre invocazioni, le nostre implorazioni. Questa famiglia che in questo periodo è un po' più unita nella preghiera, sarebbe bello poter continuare sempre, una volta al giorno almeno, recitare l'Ave Maria, mamma, papà e i figli, la famiglia unita insieme, perché l'invocazione di Maria migliora la vita di tutti, soprattutto unisce di più la vita della famiglia. È il mio auspicio e il mio augurio per questo cammino del mese di maggio e per ciò che seguirà anche dopo.